È cambiato il profilo delle donne, sono cambiati i bisogni, ma non la missione dei centri di aiuto alla vita. Siamo lì perché ogni bambino concepito possa vedere la luce. A 30 anni dalla nascita di Federvita Friuli Venezia Giulia, la rete regionale conta 5 cave, il Movimento per la Vita di Pordenone. Tutto è iniziato nel 1978 con il primo centro aperto a Trieste. Una volta facevamo i test di gravidanza alle giovanissime che avevano timore di una gravidanza dopo un rapporto a rischio, adesso questo non si fa più perché ci sono le pillole del giorno dopo. Una volta c'erano situazioni più di emergenze per vissuti particolari, anche di droga, eccetera, perché normalmente il figlio concepito, anche se non programmato, veniva accolto. Adesso si fa fatica a far posto a un bambino quando non si è stato pensato e voluto. Oggi le richieste sono diverse. Possono essere bisogni tipo relazionale, soprattutto nei più giovani, e possono essere di tipo economico. Certo, casa e lavoro sono le urgenze più sentite ed anche in particolare quella di riuscire a conciliare il lavoro e accudimento dei figli. Proprio la difficoltà di conciliare famiglia e lavoro è uno dei fattori che contribuiscono alla denatalità, ma secondo il Movimento per la Vita le ragioni sono anche culturali. Sicuramente ci sono motivi di ordine economico, la vita costa, allevare un bambino costa, motivi del lavoro che è precario, motivi della casa, ma sono anche motivi di ordine culturale, cioè qual è il posto che occupa la vita nella scelta di una coppia, il fatto di anteporre la stabilità economica prima di poter pensare a mettere al mondo un figlio, questo ha fatto sì che la gravidanza viene sempre più posticipata, quindi l'apertura alla vita rimane confinata in un arco di età ristretto e questo chiaramente dipende anche dalle scelte valoriali che le persone e le coppie fanno rispetto a questo tema.